Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di oggi 27 marzo. Partiamo dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, aperture dedicate naturalmente alla resa dei conti in Forza Italia dopo il voto al referendum, anche alla cronaca con la vicenda dello studente di appena 13 anni che ha accoltellato la professoressa, che per fortuna non è in pericolo di vita, e poi c'è anche lo sport con l'Italia che batte l'Irlanda del Nord e passa alla finale per i mondiali. Cominciamo da Repubblica, appunto il titolo è resa dei conti in Forza Italia, Stefania Craxi, capogruppo al posto di Gasparri, Marina Berlusconi da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente. E poi c'è anche l'abuso d'ufficio che secondo l'Europa deve tornare reato, l'Unione Europea cancella dunque la riforma Nordi. E poi vediamo appunto l'Italia, azzurri buona la prima a Bosnia, tra noi e i mondiali. E poi in taglio basso la lettera della prof accoltellata, no al rancore, non cediamo al buio. Andiamo adesso a vedere il Corriere della Sera. La scossa investe anche Forza Italia, il caso Santanchè che si è dimessa mentre Meloni tiene la delega al turismo. E poi vediamo ancora la nazionale avanti, e poi la prof accoltellata a scuola ha scritto una lettera, non vinca il buio, tornerò. Prima pagina della Stampa, il titolo sempre dedicato all'analisi e alle ricadute del voto del referendum, lo definisce polveriera Forza Italia, scossa anche da parte dei Berlusconi, la famiglia per bocca di Marino, ma poi anche attenzione all'escalation USA e la strategia che favorisce l'Iran secondo l'analisi di questa analista. E l'Avvenire invece tiene il conto della guerra, sono passati un mese, siamo 30 giorni dal 28 febbraio scorso, quando ha avuto inizio l'attacco di USA e Israele all'Iran. C'è nebbia sui negoziati anche per la posizione molto altalenante di Trump. Continuano i raid, ucciso il comandante della Marina di Teheran, Trump prolunga la mini tregua sui pozzi. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio. Allora, siamo sulla Stampa, polveriera Forza Italia, la Craxi, Stefania Craxi, figlia di Bettino Craxi, al posto di Gasparri, che prende invece il suo posto. Marina Berlusconi chiede maggiore apertura dei dirigenti, lo sfogo del vice premier, se c'è fiducia bene, se no tolgo il disturbo. E poi quella telefonata di Marina, parliamo appunto di Marina Berlusconi a Giorgio, con la richiesta netta di chiedere un cambio di passo nel partito. Il colloquio tra diffidenza da una parte e convergenza di interessi, la manager testa a Mulè per la leadership. Mulè è Giorgio Mulè, siciliano. Meloni tiene il turismo, lo spettro dei sondaggi che vedono il sorpasso. La Premier assume l'interim per evitare l'incognita e rimpasto. Prime rivelazioni post referendum, campo largo sopra la destra, e quindi l'effetto trascinamento ancora del voto sul referendum. Un voto che la sinistra, il campo largo come si chiama, vuole ottimizzare e portare a rendimento, e quindi siglano questo patto per le primarie. Schlein e Conte d'accordo su come scegliere il candidato premier, confronto nei gazebo tra i leader di partito senza figure esterne. Vediamo cosa dice Stefano Bonaccini, presidente del PD. Se ci mettessimo a discutere delle primarie e non delle proposte per il Paese, commetteremo un errore clamoroso che pagheremo. Roberto Fico, governatore della Campania ed esponente sempre del PD, dice dovranno essere primarie aperte e di popolo, non per legittimare un candidato, ma un percorso politico sui temi programmatici. Un voto difficile però da mantenere, perché è vero che hanno votato tanti giovani, è stata una fortissima componente del voto ai referendum, ma che cosa dicono appunto gli esperti, i commentatori? Il no al referendum
non è stato un atto di fiducia nel centro-sinistra, ma più un'opinione personale. Se i ragazzi votano per un'idea ma non i nomi della politica. E perché? Perché le nuove generazioni hanno sviluppato una diffidenza particolare nei riguardi degli adulti, una sfiducia che non si esprime clamorosamente attraverso conflitti o proteste come in passato, ma che si traduce in ritiro, sparizione, assenza difensiva nei riguardi di figure adulte che hanno tradito il patto originario che gli adulti stessi avevano chiesto a figli e studenti di sottoscrivere. Noi adulti abbiamo promesso loro che li avremmo ascoltati, messi al centro della trama affettiva ed educativa, mentre in realtà ci siamo dedicati enormemente a realizzare noi stessi e a farci i fatti nostri. Un'analisi che questa poi si lega alla vicenda un po' del ragazzino che ha coltellato la professoressa. Ma per restare nell'ambito della politica, la nuova tegola sul governo Meloni arriva dall'Unione Europea che chiede a gran voce che torni il reato di abuso d'ufficio, abolito con la riforma. Anche Fratelli d'Italia vota contro Nordio, arriva l'ok dell'Europarlamento alla direttiva anticorruzione. L'Italia avrà 2 anni per mettersi in regola. Dure le opposizioni, ancora una batosta per il ministro che ha abrogato quel reato e che in una cartina precedente che vi abbiamo mostrato ci mostrava che il reato esiste in tutti i paesi d'Europa tranne appunto che in Italia. Lasciamo la politica interna, andiamo agli scenari internazionali dove spirano ancora venti di guerra. Siamo in Iran, Trump dà 10 giorni in più all'Iran, c'è chi dice 6, insomma comunque un prolungamento, negozino, minaccia o sarà il loro incubo. Stop agli attacchi energetici esteso fino al 6 aprile. Dietro questa stop c'è però una precisa strategia, cioè una guerra che non si combatte più con gli assalti di massa, ma con droni e marines infiltrati. Dimenticate la Normandia e Iwo Jima, oggi gli sbarchi di massa sulle spiagge non si fanno più perché sarebbero un massacro. I marines hanno cambiato modo di combattere. Cosa fanno? Si infiltrano sull'obiettivo pochi alla volta, dirigono il fuoco di navi e di aerei, creano zone sicure e poi fanno arrivare rinforzi con gli elicotteri e con i mezzi anfibi. L'isola è come una mela da mangiare morso dopo l'altro, spiega un veterano del corpo dei Marines. Ma la strategia analoga, cioè di piccoli assalti e non di massa, la spiegano anche i vertici militari dell'Iran che puntano alla trappola degli ostaggi, così il vecchio falco vuole umiliare Washington. Washington fa trappolare possibili piani d'attacco terrestri. Teheran si adegua promettendo risposte. Un alto ufficiale all'uso all'impiego di presunte armi segrete. Un secondo ha risvegliato i fantasmi, cioè la cattura di soldati trasformati in ostaggi. Gli iraniani, nel caso in cui le forze americane mettano gli scarponi, come si suol dire, cioè mandino i soldati sulle isole dello stretto di Hormuz, cercheranno di fare dei prigionieri per umiliare e ovviamente ricattare Trump. Queste le due strategie a confronto. Nel frattempo c'è una nuova America in cerca di se stessa e un impero spiazzato dal nuovo mondo. Nessun ordine globale però, dice l'analista, potrà fare a meno degli Stati Uniti e pensare di isolarsi, ma sicuramente è un continente che sta attraversando una profonda crisi. Torniamo in Italia con la storia appunto dello studente che ha coltellato la prof, diciamo subito è fuori pericolo, un ragazzo di appena 13 anni ben consapevole di essere proprio per questo non punibile. Qui vediamo in questa foto un frame del video che lui stesso ha girato in diretta social, un video di circa 9 minuti che documentava il suo arrivo a scuola, l'accoltellamento e poi la fuga fermata dai colleghi della professoressa. Qui vedete invece il suo arsenale, un coltello da sub, una scacciacani e la maglietta con la scritta Vendetta.
aveva pubblicato in rete il manifesto "Il giorno della vendetta, uccido la mia insegnante, alla mia età", diceva appunto, non si va in carcere. Oggi aveva annunciato con grande lucidità: ucciderò la professoressa di francese, e ha intitolato questo manifesto "La soluzione finale", una sorta di testamento pubblicato sul canale Telegram che pare abbia creato fino al giorno dell'attacco a scuola, con vari post. Le frasi deliranti: "Quella donna mi umilia", e poi rivela: "Non ho avuto il coraggio di ammazzare mio padre, contro il quale aveva a sua volta un piano omicida". Dall'altra invece la professoressa, parole di tutt'altro tenore: "Non provo rabbia", scrive questa donna, "tornerò in classe, nemmeno quel ragazzo sa perché mi ha colpito. La docente dice: non lasciamoci vincere dal buio". E ancora: "Questa ferita sia il ponte verso un modo nuovo di stare accanto ai giovani che fanno più fatica". E poi l'appello di Barbara Berlusconi, un'altra delle figlie di Berlusconi, che, mamma di 5 figli, chiede una legge sull'uso dei social per i minori. È un'emergenza nazionale, i genitori sono sole di fronte all'utilizzo o all'abuso da parte dei minori dei social. E poi la storia orribile che riguarda la vittima di un femminicidio, profanata anche dopo la morte, profanata la tomba di Pamela, la modella uccisa dall'ex, il corpo ritrovato senza testa. Il corpo mutilato, la testa sparita, di dolore in dolore, un calvario senza fine, nemmeno dopo un femminicidio. È stata uccisa dall'ex compagno, lui la perseguitava, la umiliava, la minacciava di morte, non accettava la fine del rapporto. Quella sera è entrato in casa all'improvviso perché aveva fatto di nascosto una copia delle chiavi, ricorderete questa storia, l'ha massacrata, e adesso quest'ulteriore profanazione addirittura nella tomba. E poi un'altra vicenda che un po' fotografa il rapporto tra genitori e figli: una coppia decide di andare in vacanza a Sharm el Sheikh per festeggiare un compleanno, lascia a casa i 5 figli, il più grande va a una scuola superiore, i più piccoli alla primaria, con la raccomandazione di fare i bravi, e tutti sapevano come comportarsi e cosa fare sotto la guida appunto del fratello maggiore. Un adolescente che frequenta i primi anni delle scuole superiori ha riassunto il ruolo di guida, distribuendo compiti e verificando che le regole fossero rispettate, ma il caso è emerso dalla segnalazione di un insegnante attenta ai racconti dei bambini della primaria, 2 fratellini più piccoli che lasciavano intuire qualcosa di insolito. Adesso è intervenuta la procura, che ha avviato la ricerca di una comunità. Tutti sono ospitati nella stessa struttura, evitando così dispersioni. A mamma e papà è stata garantita la possibilità di visite regolari. Ancora quindi rapporto tra madre e figlia affidato poi allo Stato. E poi siamo in chiusura, la notizia che abbiamo anche letto poco fa: molte colpe vengono attribuite ai social. Questa era una ventenne americana che era arrivata a stare sui social fino a 16 ore, così lei ha denunciato, mandando alla sbarra i grandi dei social, da Meta a Facebook eccetera. Bene, sono stati condannati le 2 aziende, Meta per quanto riguarda Instagram e Google per YouTube, aziende che fino ad oggi erano ritenute intoccabili, che adesso dovranno risarcirla con circa 3 milioni di dollari alla ventenne. Ammontare complessivo del risarcimento si saprà solo quando, alla fine della class action da circa 1600 querelanti, che comprende giovani utenti, famiglie e persino distretti scolastici che hanno dovuto affrontare le conseguenze di questa nuova forma di dipendenza digitale. Ci fermiamo qua, c'è una breve pausa e poi torniamo subito dopo per dare un'occhiata invece all'informazione regionale. A tra poco.
Ed eccoci alla seconda parte della rassegna stampa di oggi 27 marzo dedicata all'informazione regionale. Allora partiamo proprio dal sito Sicilia Web, eccolo qui, in apertura vediamo l'incendio di ieri al Cannizzaro che abbiamo documentato anche nei nostri telegiornali. Fiamme al Cannizzaro, evacuato padiglione, alcuni pazienti sono stati costretti ad essere spostati sia pure temporaneamente. Un incendio è scoppiato ieri nel primo pomeriggio sul tetto del padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovano i locali tecnici. Il padiglione interessato ospita tra l'altro il reparto grandi ustioni. Da lontano si vedeva un'alta colonna di fumo, tutto il padiglione è stato evacuato, non si segnalano feriti. I pazienti dei reparti più vicini sono stati spostati temporaneamente al centro congressi. E poi vediamo quest'altra notizia: evade dai domiciliari, sfonda vetrina di un negozio e ruba l'incasso. È successo a Pozzallo con questo 32enne arrestato dopo aver compiuto un furto in un negozio. Si era recato armato di una mazza di legno, ha sfondato la vetrina arraffando delle buste contenenti l'incasso pari a oltre 700 euro, ma è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza. E poi torniamo a Niscemi, dove un uomo, uno sfollato, non ha rispettato la zona rossa, è entrato in casa e appunto ha pensato bene di filmare un video per i social in cui praticamente filmava quello che a tutti gli effetti è un reato. Andiamo adesso a vedere, torniamo ai giornali, partiamo dalla prima pagina del quotidiano di Catania, La Sicilia, rottamazione in Forza Italia. Apriamo alla classe dirigente, naturalmente ci sono venti di novità anche nel partito siciliano, dove ci saranno sicuramente ricadute. E poi a Palermo Meloni apre il dossier indagati, una stretta pure in Sicilia, lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. E poi la metro e il nuovo porto, i cantieri senza fine, tour nella città sospesa. E parleremo anche dei rincari di Pasqua, dal gasolio alle uova, guida ai rincari appunto sotto le festività. Gazzetta del Sud, anche qui apertura dedicata ai contraccolpi post referendum, si è dimesso anche Gasparri, l'Italia supera il primo ostacolo. E poi traffico di droga tra Messina e Milazzo, un giro d'affari da 1.000 euro al giorno. Per il Giornale di Sicilia, a parte l'apertura nazionale, poi c'è attenzione a Altavilla, appunto rete di sostegno per recuperare Miriam. Miriam è la figlia della famiglia Barreca, condannata in primo grado per l'omicidio della mamma e dei fratelli, che adesso è stata invece assolta perché è dichiarata incapace di intendere e di volere. Ma veniamo a questa vicenda, la vicenda della comunità che viveva in un bosco da cui sono stati allontanati due bambini consegnati alla famiglia del nonno, una comunità che si professa seguace di un santone. La procura indaga su questo santone, anzi lo ha già ascoltato, lo vediamo qua, si chiama Mark Koppica, di origine indiano-tedesca, fotografato tra l'altro accanto alla sua Maserati, uno che professa insomma la vita spirituale. Si è presentato in procura a Termini Imerese, vestito con abiti di lusso, occhiali firmati, sguardo sorridente, si definisce psicologo, sciamano, guaritore e guida spirituale. Non è indagato, è stato sentito come persona informata dei fatti, ma sicuramente il magistrato vuole vederci chiaro sia sulla parte economica sia sulle eventuali manipolazioni del gruppo di seguaci trovati in un casolare di campagna con due bambini che non erano né vaccinati né scolarizzati. Un colloquio durato diverse ore e che ha dato diversi spunti per le indagini. Fra l'altro si scopre che l'indagine è partita dalla segnalazione del papà di una donna palermitana che faceva parte di questa comunità. Una ragazza che oggi ha 30 anni, aveva studiato all'estero, di famiglia, come si dice oggi, di buona famiglia, insomma molto benestante, che aveva anche un lavoro prestigioso, che ha lasciato tutto per entrare in questa comunità, suscitando molte preoccupazioni nella famiglia. Raccontano che era completamente assente nello sguardo, non accennava ad una conversazione, racconta un'amica.
tutti concentrati al 100% sul Santone, si diradono anche i rapporti con la sorella e i genitori, una famiglia di imprenditori nota nella Palermo dei Salotti. Dietro tutto ciò c'è il credo che pratica, che consiste nel lasciarsi alle spalle la vita occidentalizzata, tra cui i mezzi di comunicazione, ma come abbiamo visto il loro guru invece non si lasciava proprio tutto alle spalle, visto che era tra l'altro un appassionato di motori. E poi c'è la vicenda appunto di Altavilla Milicia. Miriam Barreca assolta, è la figlia che poi ha dichiarato di aver partecipato a questi riti di esorcismo finiti nel peggiore dei modi. È stata assolta perché dichiarata incapace di intendere e di volere. Il commento è di Roberta Bruzzone, la criminologa, che dice così: in un contesto del genere una ragazzina all'epoca 17enne non poteva di certo sottrarsi a quello che è successo. Miriam poi aveva un rapporto molto forte con il padre, era un po' la preferita e per immaturità o altro è stata travolta da tutto questo. Chiaramente era in una fase evolutiva importante e molto delicata, con una capacità decisionale fortemente compromessa dal contesto. Il contesto, lo ricordiamo, era quello di un gruppo che credeva nell'esistenza del diavolo e pensava che avesse infestato la casa, che stesse possedendo alcuni membri della stessa famiglia, che quindi dovevano essere eliminati per eliminare il diavolo e non diciamo, le sembianze dei familiari. La ragazza è stata sottoposta a 2 diverse perizie che hanno confermato la sua incapacità di rendersi conto di quanto accadeva la settimana delle torture sfociate nel triplice omicidio. Appunto ci sono stati ben 3 morti. E poi ritorniamo alla causa la polveriera Forza Italia. Dicevamo non soltanto le dimissioni a livello nazionale, ma adesso ci sono anche i casi Galvagno e Amata sul tavolo di Meloni. Perché Galvagno e Amata? Perché sono i 2 esponenti coinvolti in un'inchiesta e si annuncia una stretta pure in Sicilia. Parla il commissario del partito Luca Sbardella: sulle questioni giudiziarie applicheremo anche in Sicilia il criterio che ci verrà indicato dal Partito Nazionale, ma esclude decisioni immediate. Chiaro che la stretta decisa a Roma arriverà anche qui, ma al momento Amata, anche se pare difficile, potrebbe essere assolta e Galvagno attende il giudizio immediato. Credo che si aspetterà, però dice sempre che da Roma non arrivino indicazioni di stampo diverso. E poi andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia dedicata a Catania. C'è questo allarme sul centro direzionale di San Leone: usata più sabbia che cemento, chieste verifiche sulla struttura e l'intervento della ditta che ha eseguito i lavori. L'allarme è lanciato dalla Commissione Viabilità e riguarda il centro direzionale nel quartiere San Leone, tra l'altro un centro che ha anche un frequentatissimo sportello dell'ASP. L'ammaloramento della struttura non è passato inosservato all'occhio del vicecomandante della polizia locale Stefano Blasco. E poi qua si parla del Roga del Cannizzaro, vedete il momento proprio di questo fumo nero che si è propagato dagli ultimi piani del plesso. Indagine adesso in corso per definire le cause e ancora vediamo invece i commenti sulla sentenza del processo Ombra, che ha condannato ad oltre 200 anni la cupola della mafia catanese. La staffetta mafiosa fra i capi, Ciccio Napoli, Ciccio Russo, sopra c'è solo lo zio Nitto. Nitto è Nitto Santapaolo, il boss è morto 3 settimane fa, cremato a Milano secondo le sue volontà, l'urna consegnata ai familiari, il capo dei capi catanese che ha trascorso 33 anni in carcere ininterrottamente, mai un giorno di permesso dal carcere duro, tranne qualche minuto nel 95 per dare l'ultimo saluto alla moglie ammazzata. Ma questa lontananza non ha intaccato la sua forza, tanto che quando Ciccio Strano, reggente sulla strada, cercava di spiegare cosa stava succedendo ai posti di comando, spiegava così la catena.
In realtà per la famiglia Santapaola Ercolano c'è una persona oggi che è Ciccio Russo, sopra lui c'è solo lo zio Nitto ed Enzo il Grande, poi non c'è più nessuno, è la buonanima, basta. Una frase che cristallizza in modo plastico gli assetti della leadership in quel determinato momento. Quando parla dello zio Nitto, strano, si riferisce appunto a Nitto Santapaola, mentre per Enzo il Grande si riferiva al figlio di Salvatore Santapaola e quindi nipote del padrino morto a opera. Enzo Santapaola il Grande, anche lui è in carcere da decenni eppure è ancora al centro delle attenzioni mafiose. C'è stata poi un'importante operazione antidroga in provincia di Messina, portavo più di 1.000 euro al giorno, un giro d'affari del traffico di droga che riguardava, come vedete, tutto questo circondario. E ancora per la cronaca da Mister Bianco la denuncia di una ragazzina di soli 12 anni che ha chiamato il 112 per allertare e salvare la mamma. Papà sta picchiando la mamma, è stata proprio lei a fermare le violenze e con le violenze un incubo lungo 12 anni. Andiamo ancora avanti, la stangata di Pasqua, voli, gasolio, uova e colombe, costi logistici, crisi internazionale, problemi nelle raffinerie sono le cause di rincaro dei prezzi al dettaglio. A iniziare dal caro gasolio, la Sicilia si conferma infatti tra le regioni con i carburanti più alti d'Italia, addirittura siamo dietro Bolzano e alla Valle d'Aosta. E poi se il prezzo del gasolio alle stelle non va meglio con i trasporti, chi volesse trascorrere la Pasqua a Palermo partendo da Milano deve mettere in conto oltre 500 euro. Ancora più alti i prezzi per la tratta Catania-Milano, andata e ritorno, che sfiora gli 840 euro. Pensate quindi, diciamo, se non si pensa prima, quale stangata devono trovare chi vuole rientrare. E poi siamo in chiusura, torniamo a Palermo, a Mondello, dalla decisione su Mondello che ha respinto il ricorso della società italo-belga esclusa dalla gestione della spiaggia di Mondello, l'ombra sulle concessioni siciliane sono scadute nel 2024, quindi a rischio anche tutti gli altri lidi nell'isola. Con questa notizia, certo promettente per l'estate che inizierà fra qualche tempo, noi ci fermiamo, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.